Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati in questo appuntamento che ormai è quotidiano con la lettura del testo di Franz Bardon, Frabatto il mago, uno dei testi che suggerisco alle persone che mi chiedono quale lettura possono fare è senz'altro questo testo. Ma dal momento che lo amo particolarmente ed è sicuramente una bellissima lettura da condividere insieme, lo sto leggendo per voi un po' alla volta. Oggi vediamo il secondo capitolo di questo entusiasmante libro. Prima però di cominciare, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a questo canale, ve ne sono molto grata. Vediamo dunque il capitolo 2. I membri della loggia segreta FOGC, grandemente temuta tra i circoli occulti, si erano riuniti per un'assemblea generale a Dresden. Scusate. La sala dell'incontro era in una grande villa nascosta in mezzo a un parco privato dietro un'alta siepe ed alberi imponenti. Il gran maestro della loggia aveva invitato a partecipare 98 dei 99 affiliati. Molto prima che la riunione iniziasse, gli affiliati avevano preso posto a lato dei due lunghi tavoli. Il brusio delle conversazioni nella sala si calmò non appena il Gran Maestro entrò accompagnato dal suo secondo in comando, che agiva anche come segretario. Il Gran Maestro si mise a sedere dietro una scrivania sistemata su di una piattaforma sul lato opposto all'entrata. Suonò una campanella e subito ci fu il silenzio più completo. Egli parlò ai fratelli della loggia con una possente voce penetrante. «Miei cari fratelli, dichiaro aperti i lavori di oggi e sono contento che abbiate tutti accettato il mio invito. Come sapete, secondo le leggi della loggia, una riunione generale come questa è indetta solamente in casi molto speciali. Avete già potuto notare che fratello Silesius non è presente. Sfortunatamente si è reso colpevole di rivelare i segreti della loggia e come punto numero 1 dell'agenda noi discuteremo la sua condanna. Il punto numero 2 concerne Frabatto il mago, che sta diventando molto famoso qui a Dresden. Miei cari fratelli, voi tutti sapete che fratello Silesius ha raggiunto il 25° grado di iniziazione della nostra loggia e quindi deve essere stato ben conscio della gravità del suo reato. Il suo eccessivo entusiasmo lo ha indotto a rivelare ad uno dei suoi amici i rituali che utilizziamo per invocare gli esseri elementari. Secondo le leggi della nostra loggia, la rottura di un giuramento ed il rivelamento di segreti sono punibili con la morte. Comunque la sentenza sarà tale solo dopo il voto segreto di tutti i fratelli presenti. Sebbene la persona in questione sia mio amico, non posso scusare il suo comportamento e quindi lo lascio al vostro giudizio. Una tensione nervosa rapidamente sommerse la fratellanza. I membri sussurravano tra loro con agitazione. Alcuni mostravano rabbia, altri sedevano come paralizzati. Il segretario fornì a tutti i presenti una busta con un pezzo di carta bianca. Un semplice sì o no avrebbe determinato la vita o la morte del loro confratello. Sì avrebbe significato morte tramite un attacco psichico, no sarebbe stato libertà e vita. Molti scrissero il loro giudizio velocemente, altri esitarono per un momento e alcuni furono anche incapaci di controllare il tremito delle mani nello scrivere il loro verdetto. A dispetto del fatto che Silesius era stato ben voluto da molti di loro, un falso senso di compassione sarebbe stato fuori luogo, in quanto il tradimento dei segreti della loggia poteva essere molto pericoloso per tutti gli interessati. Alla fine il segretario raccolse tutte le buste in una piccola cassetta di legno, tirò fuori i fogli di carta e li divise in 2 piccole pile in funzione della risposta data. I fratelli assistevano silenziosamente. Il segretario contò i fogli con cura e prese nota del risultato. Il suo viso, normalmente roseo, divenne pallido mentre verificava il risultato ancora una volta. Sottomise poi la sua nota al Gran Maestro che fissò i presenti. La sua faccia sembrava scioccata. Un buon amico era appena stato condannato a morte. Egli si alzò alquanto turbato. «Miei cari fratelli», disse con una voce tremante, «sfortunatamente la votazione è stata contraria a Silesius, che è stato irrevocabilmente condannato a morte con 51 voti contro 47. Secondo le nostre leggi la sentenza deve essere eseguita entro un mese,
ma dato che, usando le sue facoltà occulte, fratello Silesius saprebbe cosa bolle in pentola per lui e cercherebbe probabilmente di sfuggire alla morte, noi eseguiremo la sentenza entro le prossime 24 ore. Il suo amico a cui ha passato i segreti della loggia subirà lo stesso destino. Chiedo pertanto ai 21 fratelli che sono maestri nella lotta psichica di restare qui dopo la riunione per assistermi nell'attacco psichico. Sebbene il verdetto aveva profondamente scosso il Gran Maestro, egli riguadagnò rapidamente il suo sangue freddo e continuò con voce più calma. Poiché il punto numero 1 dell'agenda è stato chiuso, passiamo a trattare del caso Frabato. Alcuni dei fratelli qui presenti hanno assistito da vicino alle sue esibizioni e si sono convinti delle sue abilità. È stato provato che egli lavora senza l'aiuto di trucchi convenzionali. I suoi esperimenti hanno successo al di là di ogni aspettativa. Sono anche meglio di quanto molti dei nostri fratelli sono capaci di ottenere. Hermes, uno dei nostri fratelli più versatili, ha fatto visita a Frabato per metterlo alla prova. Ora vi racconterà la sua esperienza. Il distinto gentiluomo che aveva visitato Frabato a tarda ora si levò tra i fratelli. Ho scelto l'ora astrologica migliore per la mia visita a Frabato. Avevo anche tenuto conto delle corrispondenze degli elementi per mettermi in una posizione iniziale di forza. Oltre a ciò speravo che sarebbe stato esausto dopo l'esibizione che aveva appena dato. Ciò sarebbe stato a mio vantaggio. Avevo giustificato l'orario inusuale della mia visita dicendogli che dovevo fare un viaggio che non poteva essere posposto. Sentendo ciò, Frabato mi lanciò un'occhiata penetrante e poi mi accennò un sorriso senza dire una parola. In seguito gli dipinsi un quadro molto vivace dell'appartenenza alla nostra loggia, evidenziando i suoi molteplici vantaggi e promettendogli una grossa somma di denaro dai nostri fondi se solo avesse deciso di unirsi a noi. Ma Frabato sembrava aver ignorato completamente la mia proposta ed iniziò a parlare dei suoi viaggi, delle sue esibizioni e dei successi in molte città e paesi. Egli fu abile ad accendere la mia curiosità così tanto che avevo quasi dimenticato la ragione della mia visita. Lo interruppi in tempo e provai a dirigere la sua attenzione alla mia offerta. Egli si alzò e tirò fuori una valigia da sotto il letto dicendo: «Ora diamo un'occhiata a quello che gli archivi akashici hanno da dire sulla tua loggia». Come sapete, miei cari fratelli, sono ben a conoscenza dei metodi e delle pratiche occulte, perciò ero ben determinato a usare tutti i miei poteri per contrastare l'esperimento di Frabato. Ma non appena l'idea mi attraversò la mente, egli, come per caso, mi disse: «Caro signor Hermes, i miei esperimenti dipendono solo dalla mia volontà e non possono essere influenzati o ostacolati da te. Essi avranno successo che tu ti opponga attivamente o no». Sentivo che Frabato poteva vedermi attraverso e supponevo di non avere possibilità contro di lui, perciò osservai i suoi preparativi attentamente. Prima egli si lavò le mani accuratamente, prese una bottiglietta dalla valigia e ne fece cadere alcune gocce di liquido sulle mani. Senza dubbio era preparato con l'essenza di qualche pianta perché si diffuse una piacevole fragranza nella stanza. Poi prese una piccola lampada da una piccola scatola e la mise sul tavolo. Successivamente, da una seconda scatola estrasse una sfera di vetro di circa 20 centimetri di diametro e la pose su di un sostegno sul tavolo. Quando gli chiesi a cosa serviva la palla di vetro, Frabato rise e replicò: «Se ci fossero stati chiaroveggenti nella tua loggia e se essi realmente avessero posseduto la conoscenza che tu cerchi o pretendi di avere, avrebbero saputo che questo è uno specchio magico. La sfera contiene un liquido, la cui particolare composizione richiede non solo un lavoro paziente, ma anche eccellenti capacità magiche». Capii che le mie conoscenze non reggevano il confronto con quelle di Frabato, quindi pensai che fosse meglio aspettare in silenzio. Eravamo distanti circa 1 metro dalla sfera. Frabato accese la lampada e spense le luci, chiedendomi di restare calmo in ogni circostanza. La luce riflessa dalla sfera emanava tutti i colori dell'arcobaleno. La piccola fiamma illuminava la sfera e lo spazio al suo intorno ed emetteva anche una fragranza particolare. Ad un tratto pensai che il combustibile della lampada doveva essere impregnato con un'essenza speciale, ma non dissi nulla. Tuttavia Frabato lesse la mia mente e disse: «Posso percepire i tuoi pensieri altrettanto chiaramente che se parlassi ad alta voce, perciò se hai delle domande da fare fallo e basta. La lettura istantanea del pensiero non è uno degli esercizi della tua loggia?» Ero furioso, ma provai a controllarmi perché sentivo che nulla restava nascosto a quest'uomo. «Ti mostrerò un film e poi giudicherai tu stesso se è realmente vantaggioso essere un membro della tua loggia», continuò.
Guardai ogni suo movimento attentamente per essere sicuro che non usasse alcun trucco. Egli si arrotolò le maniche della camicia e si sedette accanto a me di fronte alla sfera. Poi distese le mani verso la palla di vetro, con le dita leggermente aperte. Una luce bianco-grigiastra fuoriuscì dalle punte delle dita e fu assorbita dalla sfera che, pochi momenti dopo, iniziò ad illuminare tutto, essendo divenuta una palla di luce fluorescente. Il colore era quello di un opale fiammeggiante. Frabato quindi smise di trasmettere la luce e rimarcò che sarebbe stato anche possibile fotografare le immagini in questa palla magica. Io ero in ansiosa attesa quando lui disse: «Ora noi guarderemo dietro le quinte della vita del tuo stimato Gran Maestro. Ciò ti offrirà l'opportunità di conoscere sia gli aspetti positivi che quelli negativi del suo carattere. Spero che tu sia capace di resistere a ciò che vedrai e che non ti addormenterai». Sebbene i miei nervi fossero tesi dalla curiosità, sembrava infatti che la meravigliosa luce della sfera avesse già avuto un effetto soporifero su di me. Non avevo nessuna voglia di sembrare stupido e, raccogliendo tutta la mia volontà, riuscii a stare sveglio per l'intera dimostrazione. La luce opalescente illuminava tutta la stanza, tuttavia gradualmente cominciò a vaporizzare dentro la sfera. C'erano delle nuvole multicolorate che fluttuavano all'interno, ma si dissolsero presto e furono rimpiazzate da un'unica tinta viola. Poi, come in un panorama, si condensò l'immagine del nostro Gran Maestro. Rapidamente le figure si mossero dalla sua tenera infanzia fino al giorno d'oggi. Molti degli eventi che vidi mi scioccarono. Un brivido corse lungo la mia spina dorsale. Le immagini più incredibili mi furono svelate e non potevo evitarlo perché ero incapace di muovermi. Bene, cari amici, per questa sera è tutto. Leggeremo come prosegue il secondo capitolo nell'appuntamento di domani. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, chiedo scusa se ogni tanto leggendo ho incespicato, ma non lo faccio certo di professione, piuttosto per passione. Leggo da una vita anche i miei bimbi, perciò sono abituata a leggere, ma è chiaro che poi farlo in presa diretta non è proprio, come dire, esente sempre da sbavature o imperfezioni. Vi ringrazio comunque per avermi ascoltato, so che la storia si fa affascinante e vi invito dunque a restare in contatto e a seguire anche il proseguio della storia qui domani con me, sempre alla stessa ora. Vi ringrazio di cuore, vi invito comunque a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi anche al mio canale e ci ritroviamo qui domani sera sempre alle 18. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.